Le forze dell'ordine hanno bloccato una manifestazione Novax non autorizzata all'esterno dell'ospedale di Pordenone. Identificate un centinaio di persone, tra cui l'ex portuale Puzzer, davano sostegno ai sanitari sospesi. Scatta da oggi l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Presidi impegnati nei controlli. Dai primi dati la media dei non in regola è dell'8-10%, con punte del 20% in alcuni istituti. Sulla proposta di acquisto lanciata su Civi ben parlano a Telefriuli i vertici di Sparcasse, che sottolineano come la banca friulana sia in ottime condizioni. La nostra OPA è friendly, non potevamo stare al 17%. La Federazione dei Cacciatori ha presentato un esposto alla Procura di Udine sull'aggressione a un uomo di un presunto lupo avvenuta in una frazione di Malborghetto. Il sindaco chiede soluzioni immediate. La finale della Coppa Italia di Eccellenza tra Pro Gorizia e Brigliano sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Telefriuli. Spazio anche alla finale di calcio a 5 dalle 21 stasera, puntata speciale di Elettroshock dedicata ai dilettanti. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Le forze dell'ordine, coordinate dalla questura di Pordenone, hanno bloccato una manifestazione Novax non autorizzata all'esterno dell'ospedale civile di Pordenone. Identificate un centinaio di persone, tra queste anche l'ex portuale Puzzer, punito con un foglio di via. Una delegazione di sanitari sospesi ha chiesto un incontro ai vertici ASFO chiedendo delucidazioni sul Green Pass. Niente manifestazione Novax questa mattina all'esterno dell'ospedale di Pordenone. Il presidio di protesta contro vaccino e Green Pass è stato bloccato sul nascere dagli uomini delle forze dell'ordine coordinati dalla questura di Pordenone. La Digos della destra tagliamento, monitorando i siti d'area, ha scoperto come via social questa notte era stata diffusa l'iniziativa di presentarsi tutti davanti all'ospedale per sostenere il personale sanitario sospeso dal servizio in occasione dell'entrata in vigore da oggi dell'obbligo vaccinale per alcune categorie. Il questore Marco Dorisio ha disposto sin dal primo mattino 3 distinti servizi di sicurezza all'ospedale civile e alla cittadella della salute presso la direzione generale dell'azienda sanitaria. Bloccati dalla polizia un centinaio di manifestanti, tutti identificati e invitati ad allontanarsi, mentre una persona è stata accompagnata in questura perché rifiutava l'identificazione continuando a non indossare la mascherina e poi è stata sanzionata per tale violazione. Ulteriori verifiche sono in corso. A fine manifestazione è arrivato anche l'ex portuale Stefano Puzzer, leader della protesta No Green Pass, che dopo una breve arringa è stato accompagnato dagli agenti in questura. Per lui disposto un foglio di via dalla città per 3 anni. Nel contempo una delegazione di sanitari sospesi da ASFO ha chiesto di incontrare la direzione generale dell'azienda sanitaria. Noi chiediamo un confronto dapprima su una cosa recentissima, c'è una circolare di ieri dell'azienda con giustificazione di possibile malfunzionamento del Green Pass che consente l'accesso anche solo con il tampone, cosa che francamente non ci sembra rispettare molto il dettato della legge. I sanitari sospesi non ricevuti oggi dalla direzione chiedono anche di sapere da ASFO se sono sempre stati fatti i controlli sul fronte della regolarità del Green Pass per l'accesso alle strutture, annunciando un eventuale esposto alla Procura. Sul fatto, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella ha annunciato un'interrogazione in Consiglio regionale. Una ferma condanna per il gesto ed elogi alle forze di polizia per aver sventato la manifestazione sono arrivate dalla politica, con l'assessore regionale Roberti che chiede pene severe. Una condanna unanime e senza eccezioni. Il mondo della politica va all'attacco dei movimenti Novax e No Green Pass che hanno cercato di occupare la sede dell'azienda ospedaliera pordenonese. Elogi agli uomini della polizia e al questore Marco Dorisio. Mi auguro a questo punto che intervenga però pesantemente l'autorità giudiziaria, perché penso che il dissenso sia sempre legittimo, ma va manifestato in dei termini che vengono consentiti dalla democrazia che costituisce il nostro paese. Pensare di rompere e occupare un ospedale penso sia assolutamente un atto violento e assolutamente inaccettabile. Deborah Serracchiani, capogruppo alla Camera del PD, sottolinea che noi stiamo con chi negli ospedali ci entra per lavorare e prendersi cura di tutti, concetto ripreso dal senatore Franco Dalmas di Forza Italia, che parla di episodio indecente. Non hanno nulla da insegnare, ma anzi preoccupa la pericolosa diffusione della loro ottusità. Nicola Conficoni, consigliere regionale del PD, evidenzia come questi presunti paladini della libertà hanno superato ogni limite. Luca
Sud e Mauro Capozzella, rispettivamente deputato e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, sottolineano che è doveroso ribadire la vicinanza a chi lavora in prima linea contro il Covid e a chi svolge il proprio compito nel far rispettare delle regole. Ferma condanna anche dal gruppo del Consiglio regionale di Fratelli d'Italia. Infine l'assessore comunale Emanuele Roperfido: per queste persone nella nostra città, in cui si rispettano le regole e si tutela la salute dei cittadini, non c'è posto. E da oggi scatta l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Presidi impegnati nei controlli. Dai primi dati la media dei non in regola, che avranno 5 giorni di tempo per regolarizzarsi, si attesta attorno all'8-10%, con punte però anche del 20% in alcuni istituti della regione. La scuola alla prova del 9 sul fronte Novax. Da oggi è scattato l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. Dopo l'invito dei presidi, chi non è in regola avrà 5 giorni per presentare la documentazione. I primi numeri in regione però parlano di una situazione più critica del previsto, portando alla luce un numero maggiore di non vaccinati, con punte fino a oltre il 20%. Il quadro è molto diversificato da zona a zona, da territorio a territorio, da istituto scolastico a istituto scolastico. Per fortuna nella maggioranza dei casi, diciamo, la percentuale che è stata verificata oggi si attesta insomma tra il 5 e l'8%, ma ci sono parecchi istituti che marcano invece una percentuale di non vaccinati molto più elevata, molto consistente. Le do solo un dato che è, ripeto, empirico per il momento, ma ci sono istituti in cui anche fino a quasi 50 persone risultano in questo momento non in regola. Una situazione che potrebbe mettere a rischio l'attività scolastica, soprattutto nelle scuole che non potranno sostituire il personale mancante. Io naturalmente auspico che questi casi diminuiscano, ecco, facendo anche tesoro di questo tempo che è a disposizione durante le vacanze. Un quadro più dettagliato potrebbe emergere solo dopo Natale, quando in molti potrebbero convincersi a optare per il vaccino. Una nuova impennata di contagi Covid in regione. Stando all'ultimo bollettino, nelle ultime 24 ore 810 sono stati i casi rilevati su oltre 9.000 tamponi molecolari, il 7,68%, e quasi 14.500 test rapidi. Del totale dei nuovi positivi, 430 sono donne, 182 riguardano under 19. 14 decessi con Covid, di età compresa tra 89 e 47 anni, 15 casi tra i dipendenti delle aziende sanitarie e 7 tra operatori delle case di riposo, 2 le infezioni tra ospiti delle strutture per anziani, oltre 7.600 le persone attualmente in isolamento. Sono state 2.000 intanto in poche ore ieri pomeriggio in regione le prenotazioni di vaccinazioni per bambini tra i 5 e gli 11 anni. Le somministrazioni, che oggi sono partite in Lazio, Friuli Venezia Giulia, cominceranno domani a partire dal Burlo Garofalo di Trieste. Pronti a vaccinare tutta la platea, ha detto il generale Francesco Figliuolo, che ha ricordato che nel periodo delle festività la campagna procederà al ritmo di 500.000 somministrazioni in media nei giorni feriali e di 300-350.000 nei fine settimana, numeri che per il Friuli Venezia Giulia si traducono in 128.000 inoculazioni fino al 26 dicembre. E c'è corsa alla terza dose all'hub vaccinale di Gemona, agende aperte per Tolmezzo e Tarvisio, tante le prime dosi, ma in Carni e cittadini stentano ancora ad aderire alla campagna di prevenzione anti-Covid. Oltre 1.500 le persone vaccinate ogni giorno nell'hub delle manifatture a Gemona. Abbiamo ancora pochi posti per persone e categorie prioritarie, quindi operatori sanitari, personale scolastico, forze dell'ordine. Le prossime aperture invece saranno sia a Tolmezzo che a Tarvisio, in cui ci sono ancora posti disponibili. Questa fase dove ci sono molte prenotazioni anche di prime dosi, di persone che in passato non si erano ancora vaccinate, abbiamo un'affluenza abbastanza importante. Ci sono persone che si prenotano e che non vedono l'ora di effettuare la dose booster, che è la dose che va a dare un potenziamento ad una risposta immunitaria che già c'è, ma che nel tempo
tempo comunque tende a calare, quindi è fondamentale la terza dose. Resta però lo zoccolo duro della Carnia, dove i non vaccinati sono ancora molto numerosi. Nel Tarvisiano c'è stata una buonissima risposta anche proprio in questa fase in cui abbiamo aperto le nuove agende. La parte della Carnia e del Tolmezzino risponde un po' più a rilento. Sulla proposta di acquisto lanciata su Civibank parlano a Telefriuli i vertici di Sparkasse, che sottolineano come la banca friulana sia in ottime condizioni. La nostra OPA, dicono, è friendly, non potevamo stare al 17%. Tutto il quadro è cambiato quando noi siamo saliti oltre il 10%, cioè il 17%, quindi ci sono delle imposizioni stringenti. Abbiamo dovuto agire anche per normative in essere. Abbiamo annunciato questa OPA che noi ribadiamo vuole essere friendly e sarà secondo me una creazione di valore per il territorio, per i clienti azionisti del Friuli e dei territori su cui opera Civibank. Civibank potrà crescere insieme a noi. Il DNA è lo stesso tra Sparkasse e Civibank, è un DNA territoriale, regionale, e questi concetti saranno al servizio dei rispettivi territori e anche di tutti, soprattutto collaboratori e dipendenti. Non è stata un'idea, diciamo, dall'inizio. Poi quando siamo saliti al 17%, lì è diventata anche una scelta strategica, ma anche una scelta, direi, di vigilanza. Non potevamo stare al 17% che poteva essere, non poteva essere di riferimento, di controllo. Sappiamo che le autorità di vigilanza prediligono, richiedono delle governance forti e quindi il 17% non poteva più andare bene. La banca è in ottime condizioni, noi crediamo che la banca, ed è per questo che abbiamo deciso di fare questa operazione, è una banca che ha un grosso potenziale di crescita e un grosso potenziale di crescita che per quanto ci riguarda è un potenziale che si esprimerà attraverso non solo il mantenimento dell'attuale rete di filiali, ma anche addirittura la possibilità di andare, secondo le linee del piano industriale di Civibank, a prevedere ulteriori crescite in nuove città o in nuovi territori. Giorni a Malborghetto Valbruna non si parla d'altro che dell'aggressione subita da un cittadino che risiede nella frazione di Santa Caterina. Giovedì 9 dicembre in piena notte un animale nero ancora non ben identificato è entrato in un'abitazione attaccando il cane che viveva all'interno e per proteggerlo il proprietario ha iniziato una colluttazione con l'intruso subendo un morso al corpo. A raccontare la vicenda è stato il sindaco Boris Prescern, che ha reso noto come l'animale in questione potrebbe essere un lupo ibrido, almeno secondo quanto riferito dal suo concittadino. A stabilire l'esatta identità della specie in questione saranno le analisi sui peli lasciati durante l'aggressione. Il sindaco, infatti, affinché non ci siano dubbi, questa mattina ha informato con una nota dettagliata le autorità forestali competenti e la prefettura, chiedendo l'accertamento sui peli rilasciati dall'animale, l'avvio di soluzioni immediate ed efficaci per contrastare la proliferazione dei lupi nel territorio. Quanto accaduto ci fa pensare che probabilmente sia atteso troppo tempo per intervenire sui lupi, ha commentato Prescern. Nella Federazione del Friuli Venezia Giulia della Federazione Italiana della Caccia vuole fare chiarezza sull'aggressione di Malborghetto, ha presentato un esposto alla Procura di Udine. Vediamo se possiamo sentire il servizio o su Federcaccia. Allora lo sentiremo tra poco, intanto c'è un collegamento in diretta perché questa sera ultimo passaggio formale per il via libera ai nuovi vertici di Confindustria Udine con la guida affidata a Gianpietro Benedetti, che ha già ottenuto il consenso unanime del Consiglio Generale dell'Associazione. A Palazzo Toriani è in corso dunque la presentazione del team che guiderà gli industriali udinesi per i prossimi 4 anni. Ci colleghiamo in diretta con Alessandra Salvatori, al quale lascerei 30 secondi la parola. Grazie, molto gentile. Confindustria Udine, un team di imprenditori motivato a sostenere il progresso socio-economico e culturale
del Friuli Venezia Giulia. Su questa sintesi abbiamo costruito un programma che tiene conto delle prospettive future di downturn dell'economia, del problema energetico, del problema di mancanza di carenza di professioni tecniche, quali ingegneri tecnici di officina specializzati, che vengono chiamati anche operai specializzati, che sarà un tema globale anche per eseguire e utilizzare i finanziamenti del PNRR. Cercheremo di mettere in campo delle misure per limitare o ovviare il disagio di questa mancanza di tecnici, ingegneri e manodopera. Poi abbiamo parlato dei temi di logistica, energia naturalmente, e soprattutto poi anche di scuola, orientamento ed educazione, come si dice, education by learning, educazione facendo. Direi che questi sono i punti principali. Ovviamente, come lo sviluppo delle filiere di piccole aziende collegate alle medie e insieme con le grandi, trovare delle ottimizzazioni lungo tutta appunto la filiera per avere la competitività che ci serve per affrontare il mercato nazionale e internazionale nei prossimi anni. Dunque abbiamo sentito in diretta l'intervento di Gianpietro Benedetti, che è il nuovo presidente di Confindustria Udine ed è stato eletto dall'Assemblea dei delegati che si sono riuniti questo pomeriggio a Palazzo Torriani. Subentra Anna Mareschi Danieli, giunta alla scadenza naturale del suo mandato quadriennale alla guida dell'associazione. L'Assemblea ha inoltre provveduto, su proposta del presidente, ad eleggere come vicepresidenti dell'associazione Pietro Petrucco, al quale è stata attribuita la funzione di vicario, le deleghe all'ambiente, alla sostenibilità e alla cultura, e Anna Mareschi Danieli delegata all'implementazione del programma e nello specifico alla formazione, natalità e famiglia, internazionalizzazione, PNRR, infrastrutture, e Dino Ferragotto con delega ricerca, innovazione e digitalizzazione. A completamento della squadra, il presidente Benedetti ha comunicato all'Assemblea la volontà di avvalersi di alcuni referenti incaricati a presidiare alcune tematiche specifiche: Massimo Masotti, trasporti e logistica; Matteo Di Giusto, responsabilità sociale d'impresa; Francesca Cancellier, Women Empowerment; Vito Rotondi per quanto riguarda il reclutamento qualificato e manodopera specializzata; Matteo Tonon per i rapporti associativi, semplificazione statutaria e rapporti interni; e Marco Bruseschi per energia e rinnovabili. Allora, ci eravamo lasciati sul tema relativamente all'aggressione di un presunto lupo a Malborghetto, e ora sentiamo sull'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Udine sul tema dalla Federazione della Caccia. La Federazione Italiana della Caccia del Friuli Venezia Giulia ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Udine per fare chiarezza sull'aggressione da parte di un lupo a un abitante del Tarvisiano, affinché la magistratura valuti se nella gestione della specie siano stati compiuti tutti gli interventi utili a garantire la sicurezza. Nella zona da oltre un anno vive una coppia di predatori che hanno generato un branco composto da 9 esemplari. Alcuni cittadini hanno manifestato preoccupazioni per la loro incolumità. Abbiamo ritenuto necessario fare questo esposto perché questo episodio è soltanto l'ultimo in Friuli Venezia Giulia, sicuramente primo per gravità, ma che segue tanti altri che sono accaduti in altre parti d'Italia, anche con profili di gravità come quello di cui stiamo discutendo, che sono rimasti sottaciuti. È bene parlare di fauna selvatica protetta, è bene parlare di biodiversità, è bene parlare di tutela, diciamo, del sistema ecologico, ma è anche importante essere consapevoli di quelli che sono i pericoli in generale della fauna selvatica. Vanno governati e il compito delle istituzioni è quello di prendere atto sia del pericolo, sia della percezione del pericolo, e di dare delle risposte. Lungi da me e dall'associazione che presiedo rivendicare
l'interesse nell'abbattimento di questa specie che va tutelata, però se è necessario che lo Stato intervenga anche con degli abbattimenti da parte della forestale o da chi crede, lo si faccia senza farsi frenare dalle ideologie animaliste. L'omicidio di Marcella Boraso, avvenuto a Portogruaro nel 2020, torna in corte d'assise a Udine. Oggi hanno parlato i medici legali di accusa e difesa. Sono stati i medici legali i protagonisti del processo in corte di assise a Udine per l'omicidio di Marcella Boraso, uccisa a martellate a Portogruaro la notte tra il 21 e il 22 luglio 2020. A essere accusati del delitto, particolarmente efferato, sono Wael Boulayed, di 23 anni, e Mohamed Rabi, 22 anni, entrambi marocchini. Al banco dei testimoni, in qualità di consulenti tecnici, sono comparsi il dottor Antonello Cirnelli per l'accusa e la dottoressa Barbara Polo Grillo per la difesa Rabi. Le due ricostruzioni dei fatti divergono su diversi punti. Se per il consulente dell'accusa il decesso si colloca attorno alle 3:15 di mattina e sarebbe stato causato istantaneamente da un colpo dato alla parte sinistra del cranio, per quello della difesa la morte della donna potrebbe essere collocata a 2 ore di distanza rispetto all'orario stabilito dal collega e dovuta a una martellata inferta nella parte destra del capo vicino all'orecchio. La prossima udienza è prevista per metà gennaio 2022. Per alleggerire la propria posizione, 2 serbi accusati di ricettazione hanno donato 1.000 euro ciascuno alla parrocchia di Lignano e il GUP di Udine ha concesso loro il patteggiamento. Per alleggerire la propria posizione, 2 serbi accusati di ricettazione hanno versato, come risarcimento alla comunità, 1.000 euro ciascuno alla parrocchia di San Giovanni Bosco di Lignano Sabbia d'Oro. E di questo ha tenuto conto il GUP di Udine Matteo Carlisi, davanti al quale i 2 imputati, entrambi di 29 anni, hanno patteggiato 1 anno e 10 mesi di reclusione ciascuno, pena sospesa, oltre a una multa di 1.400 euro. Il 24 luglio, durante un controllo, i carabinieri di Lignano avevano trovato nella loro automobile, in procinto di lasciare la località balneare, il bottino di alcuni furti in abitazione compiuti tra Lignano e Bibbione. Nel bagagliaio, al posto della ruota di scorta, era stata nascosta refurtiva per 30.000 euro, in particolare gioielli e dispositivi elettronici, sottratta qualche giorno prima. I 2 erano stati arrestati e nei giorni successivi, dopo un controllo più approfondito, nella vettura erano stati trovati altri preziosi e dispositivi elettronici, oltre a 3.000 euro e 6.000 franchi svizzeri, sottratti a Bibbione San Michele a Tagliamento. Tutti i colpi erano stati messi a segno forzando porte e finestre delle case di villeggiatura nelle ore dedicate dai turisti alla spiaggia. Tra le vittime c'erano anche cittadini tedeschi e rumeni. Paura ieri pomeriggio a Tavagnacco per un uomo che è stato visto aggirarsi lungo via Battisti imbracciando una motosega con un atteggiamento inquietante. Numerosi passanti e automobilisti spaventati hanno chiamato le forze dell'ordine. L'uomo, un 50enne del posto, è stato subito raggiunto da un'ambulanza e dai militari dell'Arma della stazione di Feletto Umberto. Al loro arrivo l'uomo era rientrato nella propria abitazione in stato confusionale, è stato accompagnato in ospedale a Udine. 40 kg di barre d'argento sono stati rubati da una fabbrica di Pavia di Udine. Si tratta di un furto su commissione. I danni sono ingenti e superano i 25.000 euro. La scorsa notte c'è stato un intervento di oltre 5 ore per domare un incendio scoppiato all'interno di una rimessa per attrezzi agricoli a San Canzian di Sonzo. L'allarme è scattato dopo la mezzanotte facendo intervenire i vigili del fuoco di Monfalcone, Ronchi e di Gorizia. L'incendio si è sviluppato in un'area privata vicino a una casa che non è stata interessata dalle fiamme grazie all'intervento dei pompieri. L'edificio era costituito da parti di legno e da parti di metallo. Ingenti i danni. In Friuli Venezia Giulia nei primi mesi del 2021 aumenta del 17,8% rispetto all'anno precedente il numero di iscrizioni di nuove imprese artigiane. Il settore maggiormente attivo è quello delle costruzioni e nella maggior parte dei casi i nuovi imprenditori sono stranieri. Nei primi 9 mesi del 2021 in Friuli Venezia Giulia ci sono state 1.479 iscrizioni di nuove imprese artigiane, un dato superiore a quello registrato nel quinquennio precedente. Nella nostra regione il flusso di imprese artigiane in ingresso è in aumento sia rispetto al primo anno di pandemia con un più 17,8%, sia rispetto al 2019 più 0,3% e alla media del quinquennio pre-Covid che è pari al più 0,6%. Ci sono anche dei settori che hanno trainato questa ripresa, che sono i settori del comparto dell'edilizia e i settori legati al trasporto e al food, mentre altri settori servizi alla persona e di
anche quelli legati alla subfornitura, che sono un po' in difficoltà, anche perché qui passati il periodo dei ristori, molti, non avendo trovato continuità, hanno chiuso definitivamente. Abbiamo fatto la tempesta perfetta, perché in ogni settore, compreso quello edilizio, che ha vissuto una grande richiesta per effetto dei bonus, ci troviamo ad avere carenza di tecnici, carenza di manodopera, esplosione dei prezzi delle materie prime, e diciamo questo ci sta mettendo in enorme difficoltà. L'identikit del nuovo imprenditore è un extracomunitario, cioè gran parte delle imprese nate nel settore dell'edilizia, i titolari provengono o dai paesi balcani, e in alcuni settori invece del mondo della sedia provengono dal mondo asiatico. Cerimonia di consegna oggi a Udine dei diplomi ai cittadini insigniti il 2 giugno scorso dal Presidente della Repubblica delle distinzioni onorifiche dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Consegna dei riconoscimenti questa mattina nei saloni di rappresentanza della Prefettura di Udine in piazza Primo Maggio per i nuovi Cavalieri della Repubblica. Momento emozionante, l'ho visto anche dalla prima parte della manifestazione, dove molte persone si sono commosse. Questo fa piacere perché comunque moltissimi ci tengono, non è uno status symbol come alcuni credono, ma per molte persone il coronamento di un impegno soprattutto nel sociale, nel pubblico impiego a volte, per le forze dell'ordine e nel volontariato. È un momento dove i sindaci ovviamente condividono questo riconoscimento, e questo mi fa molto piacere. Ecco, quante sono le persone che oggi hanno ricevuto questo riconoscimento? Sono 16 persone, e abbiamo cercato di evitare, come è successo questo 2 giugno, di accavallare persone che poi sarebbero state premiate l'anno prossimo, quindi abbiamo anticipato come era giusto che fosse. Siamo in chiusura con lo sport. Tra poco a Sport FVG parleremo della partnership tra Telefriuli e la Lega Nazionale Dilettanti. La nostra emittente trasmetterà in diretta e in esclusiva la Coppa Italia di Eccellenza, in programma per sabato tra Brielle Lignano e Pro Gorizia. Spazio anche alla finale di calcio a 5. Parleremo ovviamente in Sport FVG anche di Udinese e di sport invernali, in particolare con lo sci alpino e con il biathlon. A seguire il meteo, e vi ricordo l'appuntamento alle 19:45 con Screenshot. È una puntata speciale, ne abbiamo parlato già in questo telegiornale, dedicata all'ultimo atto per quanto riguarda l'elezione del nuovo presidente di Confindustria Udine, che è Gianpietro Benedetti. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale, vi auguro una buona serata su Telefriuli, arrivederci.